Buongiorno carissimi amici, come stiamo oggi? Spero che siate in perfetta forma, così possiamo fare una bella pratica di yoga. Iniziamo ad aprire un po', sbloccare un po' il nostro respiro. Inspiro, apro le braccia, espiro, mi chiudo con un gesto morbido. Ancora, inspiro, espiro. Immaginiamo di inspirare sole, luce, energia, forza, vigore. Espiriamo tutto quello che ci appesantisce, tutto quello che ci disturba. Ancora una volta, inspiro. Riempiamoci di vita, riempiamoci di gioia. Espiro. Fermiamoci. Appoggiamo la mano sull'addome. Ascoltiamo. Lasciamo fluire il respiro in modo spontaneo. Ascoltiamo il movimento del respiro e cerchiamo di percepire che semplicemente ascoltando riequilibriamo tutto il nostro sistema energetico. Cerchiamo di entrare dentro il nostro respiro, diventare il nostro respiro, dimenticarci di tutto il resto, sentire solo il respiro. Bene, adesso portiamo le braccia verso l'alto, le incrociamo, poi le apriamo, le spingiamo lontano, le portiamo in avanti, intrecciamo le dita delle mani, palmi delle mani in avanti. Non facciamo questo, giù bene le spalle lontano dalle orecchie, spingiamo bene in avanti le braccia. Teniamo un attimo la posizione, rilassiamo. Lo facciamo ancora, braccia verso l'alto, incrocio, apro, allungo, braccia in avanti, spingo le spalle in avanti, spingo le braccia in avanti. Dobbiamo sentire che si apre bene tutta la parte dorsale. Spingiamo ancora e rilassiamo, distendiamo. Adesso incliniamo piano la testa da una spalla all'altra con un movimento leggero. Ci fermiamo, portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, l'altra mano sotto l'ascella. Inspiro allungo, espirando mi inclino leggermente sul lato opposto. Prendiamo dei bei respiri profondi, portiamo dentro il respiro fino in fondo e fuori il respiro. Continuiamo a farlo. Sentiamo come si muove il respiro sotto la nostra mano. Accogliamo il respiro sul palmo della nostra mano. Possiamo anche appoggiare le braccia e la testa se facciamo fatica a tenerlo sollevato. Poi su, lentamente portiamo il braccio verso l'alto, ci raddrizziamo, riportiamo il braccio in linea con la spalla. Sentiamo quello che succede sotto la nostra mano, come si accorciano i muscoli. Poi giriamo il palmo della mano, facciamo scendere il braccio lungo il fianco, continuiamo a sentire sotto la nostra mano i muscoli che si muovono, che si accorciano e rilassiamo. Mani sulle ginocchia, fermiamoci un attimo, ascoltiamo un lato e l'altro, cerchiamo di cogliere tutti i contrasti, tutta la differenza, tutto quello che la pratica ha creato dentro il nostro corpo. Poi sull'altro braccio, allungo bene verso l'alto, mano sotto l'ascella, inspiro, espiro, mi inclino un po' sul lato opposto. Se voglio appoggio il braccio alla testa, respiri profondi. Cerchiamo sempre di far scendere il respiro bene giù fino in fondo e fuori il respiro. Ancora, ascoltiamo sempre.
Sentiamo il respiro che si muove sotto la nostra mano. Poi sul braccio verso l'alto. Lentamente lo riportiamo in linea con la spalla, ascoltiamo il movimento dei muscoli sotto la nostra mano, giriamo il palmo della mano, facciamo scendere lentamente il braccio. Sentiamo che i muscoli si accorciano sempre di più, ritornano nella loro posizione normale, regolare, abituale. Bene, rilassiamo. Teniamo le spalle bene aperte, spazio nel torace, spazio nella schiena. Adesso portiamo le mani alle spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria, lenti, ampi, e ascoltiamo sempre come si muovono i nostri muscoli, come si muovono le spalle, come si muovono le braccia, con leggerezza. Nell'altra direzione, bei cerchi ampi. Cerchiamo di fare fluire i movimenti. E rilassiamo. Distendiamo. Inspiriamo. Espirando, giriamo la testa verso una spalla, tenendo il mento parallelo al pavimento, non su, non giù. Inspiro al centro, espiro, vado all'altra spalla. Torno con l'inspirazione, espiro, inspiro, espiro e ritorno. Adesso portiamo tutte e due le braccia verso l'alto. Inspiro, dentro il respiro. Espiro, su il ginocchio, porto la fronte verso il ginocchio. Fuori completamente il respiro. Inspiro sulle braccia, espiro, le faccio scendere e rilasso. Ancora, inspiro sulle braccia, espiro sull'altra gamba, fronte verso il ginocchio. Inspiro, espiro. Cerchiamo di fare tutti i movimenti con attenzione. Ancora, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Rilassiamo, ascoltiamo ancora per un attimo. Distendiamo. Adesso portiamo le mani ai fianchi, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lenti, ampi. Adesso nell'altra direzione, tutto con molta calma, tutto con molta attenzione. Bene, rilassiamo, distendiamo. Adesso entriamo in una torsione morbida, leggera. Portiamo le braccia tese in avanti. Inspiro, espirando, giro. La mano sulla spalla, l'altro braccio va dietro alla schiena. Quanto possiamo portarlo dietro la schiena senza forzare? Inspiro,
espiro, ancora inspiro il centro, espiro, inspiro, espiro. E ritorno al centro. Allunghiamo bene le braccia in avanti, poi le abbandoniamo e rilassiamo. Adesso ancora una piccola torsione. Adesso portiamo le braccia a candelabro. Cerchiamo di aprire bene le braccia, aprire bene le spalle. Inspiro, espirando ruoto un po' sul fianco. Torno inspirando. Espiro, vado sull'altro lato, senza irrigidire le spalle, senza irrigidire le braccia. Inspiro, espiro, torno con l'inspirazione, espiro e torno. Abbandono le braccia, le sciolgo un po', le faccio andare un po' avanti e indietro. Scioltezza. Bene, fermiamoci, flettiamo la testa in avanti, disegniamo dei cerchi con la testa sempre lentamente, sempre ascoltando. Sentiamo il peso della testa, sentiamo come lavorano i muscoli del collo, come si distende la gola. Nell'altra direzione. E ci fermiamo, rilassiamo, ascoltiamo per un attimo il collo, cerchiamo di percepire che l'energia si muove nel collo, sale verso la nuca. Teniamo le spalle completamente rilassato, il collo rilassato e tutto il viso disteso. Un'espressione serena sul nostro viso. Adesso portiamo un po' indietro la testa, senza forzare, appena appena. Apriamo la bocca, arriviamo a spalancarla completamente. E la richiudiamo. Tutto molto lentamente. Ancora. Togliamo tutte le tensioni dalla mandibola, dalla mascella. Ancora una volta. Bene, rilassiamo. Per un attimo ascoltiamo le sensazioni sul viso, sulla parte inferiore del viso. Tutto disteso. E adesso con il mento disegniamo delle piccole V nell'aria, su e giù da un lato, poi su e giù dall'altro, sempre con un movimento morbido, con leggerezza. E rilassiamo, sciogliamo, ascoltiamo ancora per un attimo, spalle, collo, gola. Adesso facciamo questo, apriamo un po' le braccia, indietro i palmi delle mani, espiro, fuori il respiro. Su, apro, inspiro, dentro il respiro. Espiro, sulle braccia, inspiro,
sulle braccia, su lo sguardo verso le mani, espiro. Fletto un po' le spalle, porto indietro le braccia, piego la testa. Inspiro, apro, dentro respiro. Espiro. Inspiro, leggere le braccia, leggerissime. Espiro. Ancora una volta, inspiro, apro, espiro, fuori il respiro. Inspiro, espiro. Fermiamoci un attimo così, abbandoniamo completamente le braccia, le spalle, lasciamo cadere la testa, cerchiamo ancora di aprire bene lo spazio tra le scapole, aprire bene tutta la muscolatura dorsale. Poi ci risolleviamo. Lavoriamo un po' con le mani per sciogliere un po' le articolazioni delle mani. Chiudiamo bene le mani, stringiamo bene i pugni, forte. Poi apriamo il pollice, l'indice, cerchiamo di separarlo bene, il medio, gli anulari, i mignoli. Apriamo bene le dita delle mani, chiudiamo i mignoli, gli anulari, medi, indici e pollici. Stringiamo ancora pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Apriamo bene, mignolo, anulare, medio, indice e pollice. Stringiamo con forza, apriamo e chiudiamo le mani. Apriamole bene, tese, chiudiamo, stringiamo forti i pugni. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Rilassiamo. Appoggiamo le mani sulle cosce, i palmi delle mani verso l'alto, rilassiamo completamente. Sentiamo che c'è energia nelle mani. Sentiamo tutte le piccole vibrazioni sulla pelle delle mani, dentro le mani. Immaginiamo di tenere sui palmi delle mani due sfere di luce, due sfere dorate, luminose. Visualizziamole, cerchiamo di vedere questa luce sui palmi delle mani. Sentiamo che le mani si fanno sempre più grandi, sempre più profonde e si riempiono di luce. Adesso portiamo le mani sopra la testa, portiamo a contatto la punta delle dita, facciamo scendere lentamente le mani ai lati del viso. Creiamo una goccia di luce tutti intorno al viso, una goccia di luce che racchiude il nostro viso. I polsi si uniscono sotto il mento, le mani circondano il viso ma senza toccarlo, lasciamo un piccolo spazio dove possa circolare l'energia, dove possa circolare la luce e vediamo tutto il nostro viso avvolto nella luce. Vediamolo come in uno specchio, il nostro viso sereno, infinitamente sereno. Vediamo che a poco sfumano i nostri lineamenti, tutto il viso diventa luce, sereno, sereno, sereno il nostro viso. Un viso che esprime solo pace, calma, tranquillità. Poi lentamente abbassiamo le braccia. Vediamo ancora il nostro viso tutto avvolto nella luce. Sentiamola, la luce. Sentiamola tutti intorno alla testa, intorno alle guance, intorno al mento.
Poi piano piano lasciamo che questa immagine svanisca. Sentiamo tutto il nostro corpo. Terminiamo la lezione prendendo ancora delle belle respirazioni. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, leggere le braccia come ali. Inspiro leggerezza. Inspiro luce. Espiro tutto quello che mi appesantisce. E ci fermiamo, rilassiamo. La lezione di yoga è finita. Vi ringrazio. Ci rincontreremo ancora presto. Buona giornata a tutti.